forza sei tu, stringimi sempre, amami così. Mamma mia, un po' di pubblico, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Michele, buongiorno. Dai, mettiamo un'altra, dai, mettiamo la nostra canzone che ci fa svegliare tutte le mattine, dai. Un giorno Italia con spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sempre alla finestra. Un giorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, Buongiorno Maria. malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano vero. E allora, buongiorno, buongiorno. Siamo al 16 ottobre, cari amici, 16 ottobre, lunedì, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, che sia veramente una bellissima settimana per voi. E come let's go. Domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove del primo cassetto. Ecco qua, una lo bandiera in spettacolo. teoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono. Che spettacolo, signori. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Anche se il lunedì è dura, svegliatevi con il sorriso che vi passerà tutto. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Buongiorno Anna Pinto, buongiorno Michele Di Pietro, buongiorno chi mi scrive. Mamma mia che spettacolo, signori. Mamma mia che spettacolo, vedere il mare baciato dal sole. Mamma mia. È una buona giornata, è un buon lunedì, signori e signori. Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno donato ieri all'Avis, veramente è stato un successo, è stato molto, molto sentito, molto bello. Guardate che spettacolo, signori, guardate, guardate, guardate. No Maria. Dicevo, volevo ringraziare tutti quelli che hanno donato e tutti quelli che volevano ma non hanno potuto. E poi oggi ho avuto un'altra bellissimo il sole, un'altra lamentela, un'altra denuncia di un amico che diceva: Lello, vatti a fare una passeggiata alle Vande dove c'è lo schifo dei fazzolettini e di tutto. Buongiorno Concetta di Cantia. E questa purtroppo è una cosa che non si può, perché guardate, è tutti i giorni, l'amore si fa tutti i giorni, ma quando uno è zazzauso pure zazzauso tutti i day, diciamolo com'è. Qui è fiato sprecato, cari amici, è fiato sprecato, perché il bello è che si vengono a fare la pizza pure, prima di fare l'amore si mangiano la pizza, o dopo l'amore, e buttano tutto a terra, vedete? Poi ci lamentiamo quando troviamo i topi, quando troviamo le schifezze, i ratti. Purtroppo io dico sempre che la prima cosa siamo noi, la civiltà la dobbiamo fare noi. Tutti quanti abbiamo, ognuno di noi ha il suo carattere, il suo modo di fare, però si può aggiustare questa cosa, perché vedete,
un cestino, sta qua, finivi di fare la cosa e la buttavi nel cestino, non ci vuole niente, non è che è un'impresa, sono 100 metri che te lo metto la porti nella macchina. Vabbè, comunque dai, non fa niente, parliamo di altre cose, parliamo della nostra città, della nostra amata Barletta. E allora, finisce un evento, ieri abbiamo fatto l'evento con gli amici dell'Avis e della Juventus Club Doc Barletta. Abbiamo fatto un'altra bella cosa, un'altra bella pagina, abbiamo scritto un'altra bella pagina. Ieri c'è stata la pizza dopo un quiz condotta da Luigi e Antonio. Poi abbiamo il mare, vedete che bellezza amici, che bellezza, che bellezza, che bellezza. Vedete, la Barça dice che non lavora sempre, ma tu come un binchino a me, Barça. Oggi si è abbassata, la temperatura si è abbassata e siamo a 12 gradi e mezzo, fa un po' più freschetto rispetto agli altre volte. Lascerà la 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 e siamo pronti con il nuovo evento, il prossimo evento, quello grosso, è quello del Afanov, il falò, che ci teniamo tantissimo. Allora cari amici, da oggi già vi dico che fra un paio di settimane vi diremo dove lasciare la legna, se avete legna da buttare. Vi raccomando, quest'anno, perché l'anno scorso inaspettatamente c'è stato un boom di quell'evento che fu veramente stupendo, vedere tanta gente, tante famiglie, tante persone a vedere il nostro falò. Fu una cosa bellissima. Noi ci vogliamo ripetere, ma sempre con l'aiuto di tutti, cari amici. Namafè, armiamoci e partite. Namafè, armiamoci e partite, vi raccomando. E con questo io vi saluto e vi auguro una buonissima giornata e una buonissima settimana. Auguro, che io non lo faccio quasi mai, che mi dimentico sempre, auguro veramente a chi festeggia compleanni, matrimoni, qualsiasi ricorrenza, auguri di vero cuore a tutti quanti voi. Festeggiate, qualsiasi cosa festeggiatela, perché mi c'ha buono, camalamente, stiamo stupendo. Un saluto a chi è nel letto, purtroppo, e questa è un'altra cosa che io dimentico sempre di salutare, perché c'è molti amici che ci salutano e che ci vedono purtroppo allettati, e vogliamo dire com'è, che purtroppo becciones, perché è vero che uno è solidale, però quel che sta male tu male di aiuto, noi gli possiamo dare qualsiasi affetto, qualsiasi forza, però chi è malato, chi sta nel letto, e lui sta soffrendo lui, e sta soffrendo chi sta vicino pure, purtroppo, diciamolo com'è. Comunque dai, non volevo chiudere con questa cosa che mi dà veramente, sono veramente dispiaciuto, dai, per tutta questa bella gente. Dai, Barletta e Avest, buongiorno a tutti, buon lunedì, ciao!